Beh, l'amministratore delegato Pretto continua a fare il suo lavoro, ha avuto un mandato da parte del 100% degli azionisti di verificare la possibilità della cessione del pacchetto azionario totale o parziale. Al momento ci sono offerte concrete sul tavolo? No, assolutamente no, non ci sono offerte concrete sul tavolo, nessuna, ci sono solo stati degli approcci, delle richieste di informazioni, ma ritengo naturale che ciò possa avvenire adesso, l'eventuale prosecuzione, perché solo dalla settimana scorsa abbiamo la certezza della categoria e quindi è naturale che se siamo in Serie B, come lo siamo, il Vicenza ha un prezzo, se fossimo retrocessi ne avrebbe avuto un altro e quindi gli interessati cominceranno da domani a manifestare, se intenderanno farlo, la loro intenzione direttamente con l'unico attore che è il dottor Pretto. Cosa si aspetta possa succedere a breve termine? Ma io mi auguro che il dottor Pretto trovi l'interesse da parte di imprenditori di rilevare quantomeno il pacchetto azionario del Vicenza Calcio, nella sua maggioranza sicuramente, perché chi investe ovviamente deve comandare e quindi sicuramente la quota di maggioranza che potrà essere ceduta solo dopo il 2 luglio. Se entro il 2 luglio non dovessero arrivare offerte concrete, cosa succederà? Ma ritengo che l'amministratore delegato convocherà l'assemblea degli azionisti e informerà che non sono state concrete trattative e quindi gli azionisti prenderanno atto e decideranno di andare avanti dandogli ovviamente il budget di riferimento. E quindi pronto un piano alternativo? Ma sì, sicuramente è pronto perché diciamo che oggi do la possibilità al 50%. Ringrazio di questa opportunità, ovviamente ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato per Vicenza Calcio in questi anni, dai giocatori, allenatori, staff, dirigenti e quant'altro, i tifosi, quelli veri, e se devo dare proprio un messaggio, darei questo messaggio a tutti. Non viviamo del passato, ma viviamo del futuro, rendendoci conto che siamo in mezzo a una crisi mondiale e che siamo in mezzo ovviamente a un periodo estremamente difficile nel quale lo sport non può assorbire più risorse economiche di quello che faceva nel passato. Sì, il Consiglio di amministrazione di ieri ha affidato a me, all'amministratore delegato del Vicenza Calcio, un incarico leggermente più esteso rispetto a quello che non avevo in precedenza. Il 100% del capitale si è dichiarato disponibile ad affidarmi l'incarico per verificare se sul mercato ci sono delle opportunità di business, il che vuol dire sostanzialmente imprenditori che siano interessati ad acquisire quote di maggioranza o di minoranza della società, che è una SPA, ricordo, con delle trattative che non possono che essere serie, corrette, oneste e devono partire dal presupposto che questa società non può essere così acquisita semplicemente per un gioco banale, ma per dare continuità ad una società che ha più di 100 anni di storia. Perfetto. Cosa si aspetta quindi a breve termine succeda? Ma io mi aspetto che una volta che abbiamo dichiarato e l'abbiamo confermato, perché è nelle idee di sempre, che possiamo mettere a disposizione delle azioni e partiamo da trattative in questo momento a livello zero, quindi senza nessuna pregiudiziale, contiamo che qualche imprenditore in ambito locale o in ambito non necessariamente vicentino si faccia avanti per tentare di concretizzare l'opportunità di acquisizione.